Buongiorno a tutti, sono Emma Taveri. Certo, parlare dopo Joseph devo dire che, dato che è il mio mito da quando ho cominciato a studiare marketing territoriale, non sarà semplice, però ci provo. Allora, il mio nome è Emma Taveri, mi occupo di marketing territoriale da fondamentalmente... Del microfono? Io sto parlando nel microfono. Un problema tecnico, non della Taveri. Ok. Mi occupo di marketing territoriale fondamentalmente da quando sono nata. Ho lavorato a Londra per TripAdvisor prima di rientrare in Italia, lavorando anche per il TTG di Rimini e per il World Travel Market, appunto nell'organizzazione di eventi nel turismo. Quando sono rientrata in Italia ho fondato Destination Makers, che è la nostra società, e ho cominciato a chiedermi come anche le destinazioni minori potessero intercettare tutto quel mercato della domanda, appunto, di cui si parlava poco fa, del turismo di esperienze, nonostante le difficoltà oggettive delle destinazioni nel creare un'offerta adatta al mercato. Ci siamo interrogati quindi sulla necessità di costruire destinazioni felici, appunto Happy Destination. Una destinazione felice per noi è una destinazione che è in grado di intercettare il mercato digitale, che sappia valorizzare le competenze degli operatori e che renda in qualche modo le attività, i tour, le esperienze, tutto ciò che si può vivere attualmente nella destinazione, fruibile dal turista, ma fruibile dal turista internazionale e anche dal turista di cui si parlava poco fa, quindi anche il single, anche l'individuale, cosa che attualmente non è molto semplice, appunto perché, come sappiamo bene, nelle nostre destinazioni esiste il numero minimo, i prezzi sono molto bassi, i tour non sono organizzati guardandoci dal punto di vista del turista, ma sono organizzati pensando di valorizzare quello che secondo noi è la destinazione. Quindi abbiamo creato fondamentalmente dal 2014 ad oggi un percorso di accompagnamento per le destinazioni minori, tra cui anche i borghi, verso questo mercato online. Ciò che abbiamo fatto fondamentalmente è creare appunto questo modello che parte dall'analisi, quindi dalla parte più noiosa, fra virgolette, quella che non fa nessuno, l'analisi e la mappatura del territorio, quindi cominciare a capire chi siamo con i nostri punti di forza, fino a lavorare sulla formazione degli operatori, co-creare, quindi co-progettare con loro l'offerta in modo che non sia calata dall'alto, quindi fare appunto experience design con la destinazione, creare contenuti digitali che sono appunto i contenuti fondamentali affinché queste offerte possano essere vendute al mercato, perché oggi il mercato è sempre più attento, sempre più in evoluzione, sempre più veloce, quindi come si diceva appunto poco fa, i borghi non in modo semplice possono intercettare una domanda che è sempre più specifica, sempre più targetizzata. E infine abbiamo unito questo ultimo tassello che è quello della connessione al mercato delle OTA, le online travel agency del turismo esperienziale, del segmento tours and activities, che non sono i classici booking.com, Trivago eccetera, ma... Ok, va bene. Rallento, un'esperienza più lenta, ok, slow, va bene. Ok. E fondamentalmente abbiamo aggiunto questo tassello, eppure stavo andando piano per i miei standard. Abbiamo aggiunto quest'ultimo tassello che è fondamentalmente la connessione delle destinazioni minori al mercato online, quindi ci siamo interrogati sul chi siamo, come riusciamo a formare gli operatori per intercettare la domanda e adesso aiutiamo anche a connettere con questo mercato online, che pare una cosa semplice ma non lo è affatto, perché il target di queste piattaforme è molto particolare e molto specifico. Non so se tutti voi conoscono queste piattaforme, sicuramente conoscerete Expedia e Airbnb. Quanti di voi conoscono Viator? Ok. Mi piace, quando faccio formazione c'è qualcosa che non si conosce, è sempre molto, molto positivo. Viator è il leader internazionale del mercato del Tours and Activities oggi, è stato acquisito da poco dal gruppo TripAdvisor, quindi se avete notato di recente su TripAdvisor oggi è possibile acquistare esperienze, cosa che fino a poco fa non era possibile. Get Your Guide è un altro dei leader internazionali, Expedia con il settore local expert ha anch'essa creato un segmento del booking online di tour ed esperienze, c'è Airbnb Esperienze che è entrato nel settore tours and activities e tutti questi oggi, nonostante abbiano un bacino d'utenza enorme, coprono solo il 4% del mercato, che è paradossale. Nel senso che di recente è nata in Italia una società che si chiama Musement, di cui vi parlerò tra poco, che ha ricevuto milioni e milioni di euro di finanziamento per creare una piattaforma
competitor, quindi che potesse competere con Viator, appunto, che ora è parte del gruppo TripAdvisor, e questo dimostra che c'è un forte interesse in questo mercato, ma il problema di tante destinazioni come i borghi, come le destinazioni minori, è che non riescono ad intercettarlo. Per questo loro oggi coprono il 4% del mercato globale, che comunque è una buona fetta, ma ci sono tante destinazioni come le nostre che non riescono ad esserci. Anche se, come si diceva poco fa, il mercato online è importantissimo. Oggi si visitano in media 47 siti prima di prenotare, tra mobile, desktop, eccetera, eccetera. Si visitano tantissimi siti, quindi non si entra in un unico sito per effettuare il booking, ma si fa ping pong tra diversi siti per poi arrivare alla scelta effettiva del nostro prodotto. Il 94% dei viaggiatori naviga da diversi dispositivi, entro il 2019 il 46% dei viaggiatori prenoterà da mobile. Molte delle nostre destinazioni, sia dal punto di vista della DMO, quindi dell'ente del turismo, ma anche dei singoli operatori, non sono pronte per il mercato del mobile, e quindi questa è sicuramente una cosa su cui riflettere. Ci sono tanti motivi per cui si vende online e per cui non si vende online. Sicuramente si può vendere online appunto per raggiungere un maggiore bacino d'utenza, si può vendere online per intercettare nuovi mercati, si può vendere online per differenziarsi, per fare dei test, anche per appunto incrementare il proprio business. Tante destinazioni, soprattutto le destinazioni minori, i borghi, non vendono online perché c'è la commissione da dare a un intermediario, perché non si riesce a garantire la possibilità di effettuare un tour senza un numero minimo. Non si vende online perché fondamentalmente non si hanno dei contenuti adatti al mercato online. È su questo che noi ci siamo interrogati fondamentalmente. Come fanno le destinazioni minori a vendere online se non hanno un tour che è adatto alla domanda e se non hanno i contenuti giusti per vendere online? Spesso appunto le destinazioni non sono pronte, quindi il percorso di accompagnamento, la possibilità di creare un'offerta adatta al mercato anche nelle destinazioni minori è un qualcosa che sicuramente si può fare, però partendo da un'analisi. Queste sono appunto le prime 3 fasi del percorso di affiancamento verso la domanda del Tours and Activities online. Quindi in primis c'è un'analisi del mercato che oggi non è più solo offline, ma può essere effettuata anche online, quindi non c'è più la semplice statistica, il dato da reperire dal classico osservatorio del turismo, seppur molto importante. Questo dato oggi è da confrontare con tutto quello che offre l'analisi del mercato online. Faccio un salto un po' più in là per farvi vedere uno studio che gli amici di Travel Appeal hanno fatto per noi su un campione di piccoli comuni sardi al di sotto dei 5.000 abitanti. Sono state analizzate tutto il sentiment online, quindi ciò che si dice oggi online della nostra destinazione. Questo è solo un piccolo test che è stato fatto appunto per questa presentazione, ma può essere molto approfondito e molto più di dettaglio. Sono state analizzate 2.360 strutture ricettive, 116.000 recensioni e 595.000 opinioni rilevate. I canali monitorati sono stati TripAdvisor, Booking.com, tutte le conversazioni che sono online sulla destinazione, quindi non solo le recensioni, ma anche le conversazioni, i post, tutto quello che si dice oggi sulla nostra destinazione, appunto per capire che è importante che non ci si guardi solo dal nostro punto di vista, ma anche da quello degli altri, e soprattutto si analizzi quello che si dice oggi online sulla nostra destinazione. In particolare notiamo che c'è un sentiment positivo sull'accoglienza, in generale sulle camere, sulla ristorazione. Gli unici valori un po' in contrasto con questa analisi riguardano i costi e la presenza di internet. In generale c'è un sentiment positivo sulla destinazione, però ovviamente si può scendere molto più nel dettaglio e reperire molte più informazioni che possono essere molto utili da confrontare con il dato attuale delle statistiche della destinazione, quindi gli arrivi, le presenze, i target, i paesi che ci visitano, eccetera. Oggi incastrare le analisi online e le analisi offline fanno parte di un'analisi dettagliata ed accurata che ci aiuta poi ad arrivare a lavorare sul resto del percorso. Quindi si parte dall'analisi, si mappano le attività. Quello che abbiamo fatto in molte destinazioni è mappare effettivamente quello che c'è oggi nella destinazione con un livello di prontezza, quindi c'è da un lato l'offerta che è pronta, dall'altro quella che potrebbe essere migliorata. Per mappatura delle risorse intendo le cooperative, le associazioni, tutti coloro che oggi organizzano tours and activities nella destinazione che potrebbero far parte della nostra offerta futura.
E poi l'ascolto del territorio, tutto quello che viene fatto dovrebbe essere coprogettato, quindi non deve essere un qualcosa che viene calato dall'alto, ma che viene coprogettato assieme al territorio. Perché si visita oggi? Quali possono essere le motivazioni di viaggio del viaggiatore attuale? Ed è importante capire quali sono queste motivazioni, come si diceva poco fa, per intercettare il viaggiatore già nel momento del proprio Customer Experience Journey, che è il viaggio che il viaggiatore fa ancor prima di fare il viaggio. Ci sono tante ripetizioni per farvi capire che il percorso di acquisto dell'utente online inizia molto prima dell'arrivo nella nostra destinazione. Ci possono essere diverse motivazioni per cui si viaggia. È una destinazione, per ciascuna motivazione esiste una destinazione, per ciascuna destinazione oggi esiste un'esperienza. Sono poche le destinazioni che riescono ad essere esperienze, tutte le destinazioni sono solo territori, raramente si arriva ad essere un'esperienza e raramente si arriva a creare quell'economia di valore aggiunto che lasci qualcosa di reale e concreto al territorio. La destinazione esperienza, come vi dicevo poco fa, è in grado di intercettare il consumatore nella parte iniziale del suo Customer Experience Journey, quindi già nel momento del sogno. Io sogno di andare in un territorio come la Cappadocia. La Cappadocia è un'area della Turchia che è una destinazione esperienza, di cui farò vedere tra poco una specifica. Ci sono invece tante destinazioni che possono essere simili ad altre destinazioni, non c'è una differenza tra una destinazione e un'altra, posso scegliere un luogo piuttosto che un altro senza particolari differenze nel mio viaggio. La destinazione esperienza è quella che ha un valore aggiunto, riesce a vendersi meglio, riesce a intercettare anche un turista con un maggiore budget di spesa. Si parlava prima dell'unicità, queste si definiscono nel nostro gergo Unique Selling Proposition, unicità del territorio. Questa è una slide dell'Ente del Turismo del Canada, che è considerata una best practice internazionale dal punto di vista della formazione degli operatori e dell'experience design della destinazione. Il Canada ha creato delle unicità che tutti gli operatori devono rispettare per organizzare l'esperienza Canada. E questo è quello che dovrebbe essere fatto in tutte le nostre destinazioni, fermo restando che tutti noi abbiamo l'enogastronomia, abbiamo i bei paesaggi, abbiamo tutte queste belle cose, abbiamo del bel potenziale, però è importante trovare quelle unicità per cui una persona sia disposta a visitare un borgo piuttosto che un altro. Ad esempio un lavoro che abbiamo fatto appunto in diversi borghi è quello di reperire uno o due punti di forza su cui puntare la nostra offerta, appunto per creare quell'offerta esperienziale, quel tour, quell'attività che possa essere venduto anche a un prezzo abbastanza interessante. Questo è un grafico che vi mostra la differenza tra un semplice prodotto e un'esperienza. Un'esperienza si completa attraverso il racconto di chi la offre, attraverso la storia della signora Maria o della persona che organizza questo tour, questa esperienza, che per noi può sembrare una cosa molto semplice e basilare, in realtà è proprio il valore aggiunto, è quello che permette di vendere a un prezzo maggiore su queste piattaforme una semplice attività che per noi può essere appunto ordinaria. Vi racconto brevemente quello che è stato fatto, mi manca pochissimo, lo sapevo. Allora vi racconto brevemente, concretamente quello che è stato fatto nei Monti Dauni, che è un'area della Puglia a cui sono molto affezionata, in cui abbiamo lavorato con le comunità locali per co-creare offerte di turismo esperienziale. In un territorio che apparentemente non aveva un'offerta definita e presente o che comunque non era ancora in grado di intercettare il turismo online, siamo riusciti a creare Agribike Tours e Gastroborghi, che sono due tipi di attività che poi hanno vinto anche dei bandi regionali, in cui noi sfruttavamo fondamentalmente il potenziale del territorio, coprogettavamo con la comunità locale e creavamo dei tour, delle attività che oggi possono essere anche vendute online attraverso queste piattaforme. Questo è secondo TripAdvisor il percorso di acquisto del Tours and Activities, quindi quando si comprano le esperienze si comprano in prossimità del nostro soggiorno, quindi abbiamo prenotato l'albergo, prenotato il viaggio, fatto tutto, a un certo punto in prossimità del nostro viaggio cominciamo a immaginare quando acquistare la nostra esperienza. Questo può avvenire online, può avvenire anche offline in destinazione. Queste sono per importanza le online travel agency di cui vi ho parlato prima, che sono molto importanti in particolare appunto perché nel primo caso, Viator, c'è stato un investimento molto importante da parte di TripAdvisor che sta puntando a far crescere questo business, questa linea di business come una delle principali della propria piattaforma.
Oggi le OTA, le online travel agency, non sono più solo online travel agency, cominciano a intrecciarsi con gli enti del turismo. Lo dimostra il progetto di Airbnb Borghi, lo dimostra il progetto Airbnb Svezia, che collaborano appunto, le online travel agency collaborano con gli enti del turismo per co-creare delle offerte di promozione e offerte di esperienze. E per concludere vi faccio vedere appunto questo, che è uno screenshot di TripAdvisor in cui si vende la Cappadocia. Questa è una destinazione considerata una best practice appunto perché è in grado di intercettare booking di tours and activities. Un tour in mongolfiera, esperienza Cappadocia, viene venduto a 150 euro a testa, quindi comunque loro sono riusciti a creare un indotto dal settore tours and activities non indifferente. È un'area che nonostante la crisi della Turchia continua a crescere ed è quello che sarebbe auspicabile in tanti territori, puntando appunto sulle unicità e sulla possibilità di creare un'offerta che sia adatta al mercato, un mercato sempre più interessato anche a conoscere appunto destinazioni minori. Concludo brevissimamente, questo è un progetto appunto che è stato fatto in delle località minori della Puglia, in cui sono state selezionate delle aziende agricole, aziende del food and wine, e sono stati creati contenuti di foto, video e testi appunto per rendere queste attività pronte per il mercato online, perché è importante esserci, ma esserci nel modo giusto, e questo è secondo me un messaggio che mi piace appunto lasciare anche a destinazioni minori come Borghi, che hanno sicuramente un potenziale molto elevato, ma devono riuscire a lavorarci sopra per poterlo sfruttare al meglio. Grazie mille. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.